Proponevano ai sacerdoti di eseguire restauri di opere o arredi sacri, pretendendo però poi pagamenti di molto superiori a quelli inizialmente pattuiti. Dopo una lunga indagine andata avanti dal 2013 al 2016, i carabinieri della stazione di Vedelago hanno denunciato a piede libero 7 componenti della nota famiglia Rom dei Levac, tutti pregiudicati. Truffa ed estorsione, le pesanti accuse contestate a vario titolo ai 7 nomadi, considerati autori di una cinquantina di raggiri in tutto il nord Italia, dal Veneto alla Lombardia al Piemonte. Vittime parroci, sacerdoti e istituti religiosi che gli indagati avevano preso di mira con la scusa di offrirsi per restaurare oggetti e arredi sacri. Concordato il lavoro, i Rom facevano sottoscrivere ai religiosi una scrittura privata utilizzando una partita IVA di fatto vuota. Al momento di riconsegnare le opere, su cui tra l'altro venivano spesso e volentieri eseguiti lavori discutibili, pretendevano somme di molto superiori a quelle pattuite e di fronte al no dei diretti interessati iniziavano minacce e tentativi di estorsione.